Anche lui, da più di un mese, non vede nessuno, come tanti bellissimi luoghi della nostra città che purtroppo non si possono più vedere. Pensate che il Palazzo della Ragione ha 800 anni e i nostri antenati ci hanno impiegato solo un anno. È stata un'impresa eccezionale, perché quando i padovani vogliono, riescono anche in questo. Il nostro palazzo osserva la città da 8 secoli e ha visto tantissime cose e anche tanti momenti difficili. Ha visto la peste, ha visto tante epidemie e tante guerre, dal Medioevo ai grandi conflitti mondiali. Però in tutte queste occasioni ha visto sempre Padova rinascere più forte, cosa che succederà anche stavolta, dopo questo momento difficilissimo. Ecco perché i miei auguri di Pasqua ho deciso di farveli da qua, per ricordare a tutti noi che siamo una grande città, con voglia di futuro, voglia di fare da sempre. Passeremo una Pasqua diversa, un momento difficile per tutti, ma nel quale stiamo mostrando grande responsabilità e determinazione. La nostra si conferma una grande comunità e di questo vi ringrazio tutti. Molti di noi non potranno vedere i propri cari, però è un momento delicato, bisogna proteggerli e tenerlo duro. Ricordiamoci che non c'è azione più nobile di un sacrificio per salvarci tutti assieme. Passate una Pasqua, per quanto possibile serena. Riflettiamo, perché ci attende un tempo di ricostruzione, dove servirà tutto il nostro impegno e dovremo essere uniti come lo siamo stati fino a qui. Però siate prudenti e state in casa. Un grazie da parte di tutta la città per chi anche durante la Pasqua lavora per noi nei servizi e nella sanità. Grazie veramente di cuore da parte di tutta la città. Non c'è motivo di farsi prendere dallo sconforto. Nulla piega la forza di una comunità coesa e quindi questo è il momento di avere una grande speranza. Un grande augurio di buona Pasqua a tutti voi, un abbraccio e vi voglio bene.